Alessandra Galli de Min, 54 anni, bellunese di origine ma svizzera d'adozione e fuori pericolo, miracolata nonostante lo shock e le ustioni al volto e alle mani riportate nell'incendio che la notte di Capodanno ha causato una strage in un locale a Crans-Montana, rinomata cittadina alpina del cantone vallese in Svizzera. È stata fortunata le uniche parole della sorella di Alessandra Galli de Min, Elena, che ci rassicura sulle sue condizioni di salute. La notizia del coinvolgimento di Alessandra Galli de Min è arrivata nel tardo pomeriggio di Capodanno e ha scosso profondamente il bellunese. Galli de Min è figlia di Arrigo, sindaco della ricostruzione di Longarone nel post-Vajont, morto la scorsa primavera a 91 anni. La solidarietà, il tratto distintivo della famiglia Galli, che Alessandra ha mantenuto in Svizzera, dove ricopre la carica di presidente della famiglia bellunese di Ginevra. Ed è Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, a darci notizie di prima mano. Presidente De Bona, che notizia ha della nostra concittadina Alessandra Galli de Min? Rassicuranti, ho sentito la sorella e il marito. Stamattina veniva operata alle mani nell'ospedale di Arau, vicino a Basilea. Il marito, Alberto De Min, sta cercando, dopo l'operazione, di portarla all'ospedale di Ginevra, anche perché loro abitano a Ginevra e quindi sono anche più comodi. Ospite di una conoscente per il Capodanno, Alessandra Galli de Min si è trovata per caso al Constellation. La 54enne era entrata per recuperare il figlio dell'amica che stava festeggiando nel locale ai piedi delle piste da sci. Doveva essere una notte di festa, luci e brindisi. Si è trasformata in un inferno senza precedenti. Il bilancio, non ancora definitivo, lascia senza parole. 47 persone hanno perso la vita, 115 feriti, molti in condizioni gravi e tra loro complessivamente 13 cittadini italiani. 6 nostri giovani connazionali risultano ancora dispersi, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e di identificazione delle vittime. Uno scenario di dolore che ha squarciato la gioia per il nuovo anno. Alessandra Galli de Min è professionista e manager di primo ordine in diverse multinazionali dell'energia e dell'elettronica, madre di 3 figli, sposata con Alberto de Min, imprenditore nel settore turistico, è particolarmente attiva nel volontariato. La famiglia Galli, la famiglia di Longarone, è prestigiosa. Il papà ha girato tutto il mondo, gli zii altrettanto. Il presidente da alcuni anni ha fatto diverse iniziative coinvolgendo anche il consolato che c'è a Ginevra. Ha completato negli ultimi mesi un progetto legato a San Martino, patrono di Belluno, e ha già presentato sempre alla provincia e alla BM anche delle proposte per valorizzare il 2026 attraverso la famiglia di Ginevra.